Amici di Vado a vivere in Sardegna, Oggi ci troviamo a Golfo Aranci. prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube E di attivare la campanella per non perdere le prossime avventure. Il nostro viaggio inizia qui in una delle case vacanza di Your House in Sardinia con cui stiamo collaborando per la realizzazione di questo video. Abbiamo deciso di unire il lavoro e il tempo libero perché abbiamo la possibilità di lavorare in smart working. Abbiamo scelto queste case perché ci danno tutto il comfort di cui abbiamo bisogno. All'arrivo Chiara ci ha mostrato tutte le caratteristiche della nostra abitazione, ci ha fornito tutte le informazioni sul territorio, comprese le spiagge e le escursioni che si possono fare. Così, appena arrivati nella nostra abitazione, è iniziata anche l'avventura. Oggi vi raccontiamo qualcosa di Golfo Aranci, una piccola cittadina turistica con un mare stupendo e tantissima arte. Infatti ci troviamo sul lungomare dove si possono ammirare le sculture sonore del celebre scultore Pinuccio Sciolla. Il nome Golfo Aranci nasconde delle leggende, infatti si dice che un giorno alcuni pastori videro il mare cambiare colore diventando improvvisamente arancione. In realtà si trattava di alcune navi che a seguito di un naufragio persero il loro carico di agrumi nel mare. Bellissimo! Sì, facendo così cambiare colore al golfo. In realtà il nome Golfo Aranci arriva da ranci, ovvero granchi, di cui le spiagge di questa zona sono piene. A Golfo Aranci sono presenti 5 spiagge facilmente raggiungibili e con dei fondali caraibici. Sono ricche di servizi e vengono nominate per numero. Quindi prima spiaggia, seconda spiaggia, terza spiaggia e così via. Stiamo passeggiando in una via dove vediamo delle fotografie. Cosa sappiamo? È una mostra all'aperto che è stata dedicata a una fotografa che ha documentato la vita del luogo ed è stata voluta dalla comunità. Pensate, è presente anche un museo sommerso raggiungibile dalla terza spiaggia. MUMART si chiama ed è il primo museo istituzionale di arte contemporanea. Si può arrivare al museo anche facendo snorkeling. Immaginate quanto possa essere bello visitare delle opere d'arte insieme alla flora e alla fauna marina. Tra poco apparirà dal fondale una sirenetta che è una scultura dello scultore Pietro Longo. Quindi siamo in attesa di questo evento. In realtà avviene 2 volte al giorno, come ci dicono queste indicazioni, normalmente alle 11:30. Alle 19, adesso spero che mi resista il telefono, è la seconda volta che lo carico oggi. Ci proviamo. Stiamo facendo un video contemporaneamente sia per YouTube che per Instagram. Quindi le ragazze di Your House in Sardinia ci stanno facendo una sorpresa e ci hanno lasciato delle chiavi. Una chiave, dai, ok, vediamo, andiamo a vedere che cos'è. insieme. Nel frattempo è iniziata a piovere. Sì. E come si apre questa porta? Ecco, si apre Ok, una via, via. porta. Aspetta.
Saliamo con la macchina. Ci sono delle istruzioni. Io la lascio qua. Ragazzi, benvenuti a Molara 3, una delle nostre bellissime case sul porto. Siamo nella zona di Baia Cardinas, a 2 passi dall'omonima spiaggia e dal porticciolo turistico che veste proprio lì davanti. Questo aperitivo con vista su Figarola e Tavolara è tutto per voi. PPS, so che forse non amate il vino, quindi in frigo trovate birra e acqua, ma il calice fa decisamente più scena. Va benissimo, e allora ragazzi vi portiamo con noi in questa sorpresa. Ok. Riusciamo a trovare la casa. Siamo riusciti a trovare l'abitazione. Aspetta che ci avviciniamo, che è un po' per YouTube e un po' per Instagram. La pioggia Ha smesso. Ok. Quindi la sorpresa non finisce qui, perché siamo all'angolo dei sapori, ragazzi. Ci aspettava una bellissima cena. Da con asporto, questa da vista. asporto, ma ripeto, guardate che vista ha questa terrazza. Your House in Sardinia ha delle case eccezionali. Questa è una di quelle case. Quindi se volete passare una bellissima vacanza, Vi lasciamo il link in descrizione. Amici di Vado a vivere in Sardegna, la nostra avventura a Golfo Aranci finisce qui. Dove ci troviamo adesso? ci troviamo alla spiaggia bianca Perché si chiama così? per la bellissima sabbia fine e candida. Guardate che colori, ragazzi. Il fondale è spettacolare, molto basso ed è perfetto per snorkeling perché qua è affollato di pesci. Faccio anche notare che oggi, tra l'altro, è una giornata molto ventosa, eppure il mare è calmo. E qua, che fai tu? Vieni Sono che bagnata. dobbiamo ringraziare qualcuno. Dobbiamo ringraziare Your House in Sardinia per la bellissima collaborazione. E tutti voi che continuate a seguirci. Pertanto, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao.